Ben ritrovati amici di Wisport, Antonio Carreri vi porge un cordiale saluto e si appresta a raccontarvi cosa è successo in questo inusuale mercoledì. Infatti turno infrasettimanale per il campionato allievi regionali Girone C per recuperare la 12ª giornata in campo comprensorio del Tirreno e Camaro. I ragazzi di mister De Gaetano sono a 7 lunghezze di vantaggio nei confronti di quelli di mister Scandurra nell'ultimo turno. I padroni di casa si sono imposti per 2-0 nella trasferta contro lo Sporting Club, sono usciti invece a mani vuote dalla gara interna i neroverdi, battuti nel campo di casa dal Messina Sud per 1-3. Sull'asilo delle nostre immagini stiamo vedendo i 22 che scenderanno in campo, qui guidati dal direttore di gara designato, il signor Milone, che lancia la monetina per andare a decretare chi batterà il primo pallone di questo incontro. E finalmente possiamo passare a raccontarvi del primo tempo con il Camaro che attaccherà da destra verso sinistra, viceversa il comprensorio. Ci provano subito i ragazzi di mister Scandurra che con Privitera lo mettono al centro, cerca la girata il compagno, ma la palla va al lato della porta difesa da Ragusa. Vediamo qui ancora il Camaro in avanti con il numero 8 De Marco che guadagna il fondo sulla sinistra, prova a metterla al centro, va a deviare come può la difesa del comprensorio, ci prova ancora Privitera che però non è lesto a cercare la battuta verso la porta del comprensorio. Qui ancora Camaro in gestione del pallone, la recupera però Diamante che va a lanciare il partner d'attacco Caliri, ancora Caliri si invola verso la porta, viene steso. Per il direttore di gara sarà calcio di punizione e sarà solamente giallo per il difensore del Camaro, andrà a battere il capitano Ferlazzo e qui va a sistemare il pallone, la sfera supera la barriera, viene deviata a Giunta che mette sulla traversa. Una bella conclusione e una bella occasione quella del comprensorio, ancora però dall'altra parte Camaro in avanti con De Marco, ma qui è bravissimo Michele a mettere in rimessa laterale. Sempre i neroverdi in avanti con un calcio di punizione, è bravo qui Ragusa a deviare in calcio d'angolo. Ci prova ancora il Camaro a uscire, ma il comprensorio è bravo a ripartire. Sul lato sinistra viene lanciato il solito Caliri che è una scheggia impazzita, viene steso da Nuccio e fallo da ultimo uomo per il direttore di gara Milone, non c'è dubbio, espulsione, il Camaro rimane in 10. Qui Nuccio guadagna gli spogliatoi e c'è un calcio di punizione pericolosissimo del 7 Pirrone. La palla va a incrociare nuovamente sulla traversa, sfortunato il comprensorio, il secondo legno di giornata. Vediamo qui che i ragazzi di mister De Gaetano provano a sfruttare la superiorità numerica, ci provano sulla destra con Diamante che mette in mezzo per la corrente Caliri che arriva puntuale con il sinistro, il numero 11 del comprensorio porta in vantaggio la squadra di casa, va a festeggiare con tutti i compagni, viene travolto dalla panchina Caliri. Siamo sullo finire del primo tempo e l'attaccante del comprensorio ha portato in avanti i suoi. Vediamo qui i festeggiamenti di Caliri insieme a tutta la squadra. Vediamo qui ancora il comprensorio in avanti, c'è una rimessa laterale, la palla arriva a Diamante ma è puntuale l'uscita di Giunta che va a evitare guai peggiori per i suoi. Vediamo che il Camaro prova a rialzare la testa, vediamo qui Ceccio che va a servire il solito De Marco che sulla sinistra sta creando non pochi problemi, ma qui la sua palla viene messa in mezzo e Ragusa è bravo a farla sua ed evitare guai peggiori per la propria porta. Ancora qui Ceccio, la palla viene girata in maniera maldestra dai giocatori del Camaro, la recupera il comprensorio, c'è un lancio lungo, il solito Caliri si invola e all'1 contro 1 con Giunta ma si fa ipnotizzare, bravissimo qui l'estremo difensore del Camaro a dire di no ed evitare il 2-0 del comprensorio. Vediamo qui ancora i ragazzi di mister De Gaetano che ci provano, ma arriva il duplice fischio del direttore di gara Milone che manda le due squadre negli spogliatoi. Ricordiamo il risultato fino a questo momento: comprensorio 1, Camaro 0. Camaro che dovrà fare a meno di un uomo vista l'espulsione di Nuccio nel primo tempo. Per il resto della partita e con l'ausilio delle nostre immagini siamo dunque passati a raccontarvi del secondo tempo. La seconda frazione si apre con i soliti calci d'angolo del Camaro. Oggi una soluzione sicuramente sfruttata appieno dai ragazzi di mister Scandurra, a cui però non hanno fortuna, si invola dall'altra parte il comprensorio in avanti da Pirrone, la palla arriva a Diamante, ancora lui all'1 contro 1 con Giunta, ci prova col destro ma è bravissimo l'estremo difensore del Camaro a dire di no, sta salvando il risultato in più occasioni Giunta. Dall'altra parte continua ad attaccare la squadra di mister Scandurra, vediamo qui che si guadagna un calcio di punizione
qui De Marco per il fratello, lo battono veloce, ancora De Marco che prova a metterla in mezzo, la palla supera tutta la linea e dall'altra parte viene recuperata Mento, l'azione ancora non è finita, la mette in mezzo Mento per il numero 9 Arria che incredibilmente va a metterla al lato da una posizione ghiottissima, ci ha provato l'attaccante, arriva qui il primo cambio, uscirà il numero 9 Diamante per il comprensorio, entrerà il numero 16 Cucinotta, è proprio il comprensorio che ci riprova qui con Caliri che trova il gol, il direttore di gara è fuori gioco, dal nostro replay possiamo riapprezzare però come il numero 3 Villari tenesse in gioco l'attaccante del comprensorio, quindi Milone non è stato bravo a decretare. Vediamo qui però ancora Caliri che recupera il pallone, Caliri salta l'avversario, prova il destro ma bravissimo il solito giunta, qui però Caliri avrebbe dovuto cercare una conclusione diversa. Il comprensorio sta sprecando tanto, vediamo qui se il Camaro ne approfitterà, c'è un calcio di punizione, la palla viene messa fuori, il tentativo arriva sui piedi di Villari che gira col destro al centro dell'area del difensore del Camaro che trova il pareggio per i suoi, è stato il numero 3 Villari a trovare la rete dell'1-1. Bravi ragazzi di Mister Candura, crederci ancora, qui invece Mister De Gaetano va a effettuare due cambi, tra il numero 17 Sorrenti e il numero 14 De Pasquale, usciranno Agogli e Balai, ci prova intanto il Camaro con un bel tentativo di testa di Ceccio, la palla però va ancora al lato, ultimo cambio per Mister De Gaetano, mentre il numero 18 Parisi esce in maniera curiosa il neoentrato Sorrenti, la palla poi viene scodellata in mezzo da Pirrone che prova a cercare una deviazione, c'è una girata di Ferlazzo che si alza la palla, incredibile, Ferlazzo trova il palo e poi il tentativo del compagno di Tapin viene parato dal portiere Giunta, c'è poi qui un calcio d'angolo, è l'ultima occasione però, infatti il direttore di gara dà il triplice fischio, dal comunale di Giammoro è tutto, Camaro 1, comprensorio 1, Antonio Carelli porge un cordiale saluto e vi rimanda alla prossima.